insieme le chiasute, ascoltaremo une storiute, conti su se mostri, ogni di si fa così, tutto più mieldo gran furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta ferti a la mamma, tutto più mieldo gran furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta ferti a la mamma, e non sta là lontan lontan, sta ferti a la mamma. Frus, all'arrivat, signor Timp. Frus, all'arrivat, signor Timp. Scusate, mi sto preparando per lo sgnot. Dunque, mi coventin Telis di Rhain, Alis di Gnotul, Cocis Svuedadis, Dinchi di Dracula, Tabar Neri, Linsul di Fantasime, Dolciuz e la me formule magiche. Cui cal risolverà l'indovinel, alvarà il dolciut e se di no, scherciut. Fas un passadrete e poi un eghiero mete. Tociti la lingua, mettum dettal chiafo, concentriti un'evore e siere cula clav. Chiali mio soi biel, ti porti un enigma e anche indovinel. C'è fasi une fantasime sunt une chiadre. L'assentade spiritiche. Dolciu. Indulavano in vacance lis fantasimis. Non lo saves. Sul marmoarte. Scherziut! C'è mutisal che non si ha mai vedut un scheletri butassis col pare chiadudis. Perché che hanno la fiat, va bisogno indovinat. Dolciut! Sas tu qual calè il colm per un scheletri? Facile! Iessi, piele vues. Dolciut! Qual isal il colm per un vampir? Ve il sanc fred! Scherciut! Mamam! Mamam! Mandi, Frus! Ben chiatas! Sapeso c'è che soi da ora fa? O soi da ora preparare un lavorut per feste di Halloween? Voleso prepararlo con me? Uscoventin robis un'evore semplicis. 2 o 3 sacchetus di plastica trasparente, filistrins blancs o colorats, lissioris e un pennarello indelebile neri. Sul denanda i sacchetuts, disegnai cemut che us plasin lis musis di une crepe venastai partalian teschio. Gli emplaiti 2 o 3 sacchetus trasparents con sioris, sierai tiu benon con un filistrin blanc o colorat. Ve calis vuestris crepis per decorare stanzis di chiase. Mandi, Daria! Andi, Chiara. Ci sei tu da ora fa? Io e i frus di chiase ho vin preparato qualche biele crepe per Halloween.
Ho prontin tutto per feste che sarà di 5 dis. Ben, lo sapevi tu che Halloween non è proprio una nostre feste furlane. Queste è una festa che viene importate da Inghilterra e da Spo di Americhe. Parda boh. E ce si facevi al ca? Ben, per dire la verità, non sai ben neanche io. O sai dove che culile viene sempre chiamate gnot dai morti? Per via che è una festa religiosa, la che si riguarda in tutti che non sono più vivi, sono tutti parenti. Però, come pensi? Mi pare di vedere un video a chiesa con tutti le usanci le ha dispropri dai gnot dai morti. Se tu mi spieghi un momento, o può dare inghiotilo insieme? Ma sicuro? Ma sei proprio curiosa? Daria, becca il DVD. In tegnot dai muarts, si pensava che i muarts avessero a tor per i paesi e a tor per stiasis. Dunque, i parenti la savano imparecchiati perché che non erano più. Lasciando un toc di polente quinciate, pan o alt di mangià sulla tavola o sui barcons. In chiarnie si lasciavano sorreduti i chiarsons. Di gnot si veven di lasciare gli spuarti e i barcons vierzi, perché i muarts a potessero entrare e essi in maniere libere. Si veve di lasciarsi glots o chiadins plens di aghe a torpe chiase e intestalis, per permettere ai muarts di chiavarsi la sete. Si lasciava sempre una luce in piade, per solito un lumin, perché i muarts potessero muoversi. In qualche paese si svedavano gli scotches e si mettevano dentro i lumins, proprio come che in DDVE a fase tutti pensando che se di una roba peade dome ai feste di Halloween. Un altro elemento rituale che non mangiava era la limuesine per i muarts, per solito di pan o di farine. Qualchidun allassava aghe e farine sulla tavola, perché si facessero la polente di bessoi. Qualchidun al cambiava l'insui, per via che adisevin che i muarts tornavano a dormire slor chiasis. Come per feste che acclamin di Halloween, avevano a fare dolcetto o scherzetto, ma une volte, in tegnò dai muarts, i frutti salevano a torpe stiasi a tira su fiertis, che dopo apportavano inglesi o se spartivano o le regalavano a che s'altri sfameis. Tal domandà che ste cerchie, assigavano pan bei muarts! E alevano a chiappa su uvs, pan, farine e polente. Per feste di Halloween, i frutti si travestissero. Invece, timpin da ur, pegnot dai muarts, avevano di là a dormire ad ore, perché in chiase si lasciava spazio ai vons, che in chegnot tornavano a essi parons. Torsere non si veve di scovà, se no gli sanimi sa pensavano che tu volessi sparare sfur di chiase. Dunque, in allore, Halloween non è una festa che si faceva cadino, ma soprattutto sono un'evore di bieli tradizioni anche più significativi in Friuli. E è vero, è stato un evore interessante che è documentari, come ovarin un evore di robis di fa, pegnot dai muarts. Sunt taronza, bocchie e stuarte, tanti fantasmi sa tu chinte puarte, con tante fatture, ma anche allegrie, e passa
se ballan le simpatiche strie. In ogni casute une coce ben spelate, perché ste gragnot che sono un po' striate, e gli une chiandele propite dentri, plantate ben al centri. Halloween, Halloween, anche noi in Friuli, ma in Friuli sempre forza, le clami la gnotta e muaz. Halloween, Halloween, anche noi in Friuli, ma in Friuli sempre forza, le clami la gnotta e muaz. Si spietin te schiasi, sta che stegno suarte, fruttins mascaras, tu te poarte, stris fantasimi sti poartin dolcius, oppure se tu vuoi sti fasin schercius. In ogni chiasute une coce ben spelate, perché ste gragnot che sono un po' striate, e gli une chiandele propite dentri, plantate ben al centri. Halloween, Halloween, anche noi in Friuli, ma in Friuli sempre forza, le clamin la gnotta e muaz. Halloween, Halloween, anche noi in Friuli, ma in Friuli sempre forza, le clamin la gnotta e muaz. Fasim un giuc. Viodin se o seis boins di indovinare troppi scasson gli scocis illuminati da questa immagine in 10 secondi. Se so pronti? Allora, via! Gli scocis illuminadis, aieren nov. Lis vavis o contadis dutis. Bravs. Saveso perché che il ciel è un evore alto. Perché che così, quando le strisa svolin, non sbattin il chiaro. Se so boins di fevelà par furlan, inviate un vostri video in dula che nos mandais un pensier, une chianciò, une barzalette, une conte par furlan, o un vostri disegni, lì che si vio di un momento in particolare di une puntate di mamma. Mandate al numero 333 72 02 vot 14 oppure a direzione di poste elettroniche maman@tvstar.com. Occhio, il telefono va tenuto in orizzontale e no in verticale.
Has tu veduto filmati interessanti e divertenti sulla gnocca dai Muarz che non sa mostrare chiara? Non sapevi di tutte queste tradizioni furlanis? Sasto c'è che mi ha colpito? Mi ha colpito un evore la storia che si vede di la sa parecchiata anche per i Muarz in Kegnot, per via che si pensava che tornassero a passare a fare visite testiasis dai loro chiars. C'è? Tu mi domandi se questo lo facevano anche i ghiaz? Oh, vedi, queste mi sono come una scusa per poter mangiare una volta in più di gnocchi. O sta chi che non tu sei altri. Mamma. Ieri va della giornata, pasaremo un'eridate, con bravura io t'aldis, la mia tu parenti amici, tutti insieme in vecchie azzurre, ascoltaremo une storiute, conti su se mostri, ogni dì si fa così, tutto più dopra furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan lontan, sta ferti anche alla mamma, tutto più dopra furlan, non sta piedi di mamma, non sta là lontan.